tradizione afferma che Dio esaudì questo desiderio e la parente di Rita volle raccogliere per lei una rosa sbocciata in inverno tra la neve. O Dio, ricco di misericordia e fonte di ogni consolazione, e fondi la tua benedizione su queste rose e su quelli che riceveranno, perché ne ricordo del prodigio della rosa che tu donasti a Santa Rita, a conforto della spina che l'associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù. Siamo ricombi delle tue grazie e rendano testimonianza a Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gli insegnamenti del Vangelo che i santi ci insegnano. Tutti noi siamo chiamati alla santità, ma bisogna passare attraverso quella grande tribolazione di cui parla la prima lettura della festa di tutti i santi. Lavare le vesti nel sangue dell'agnello e rendere candide nessuna lavandaia al mondo riusciva a rendere quelle vesti bianche e sapete io sono. Quando Rita ritorna nel monastero, la ferita ritorna a sanguinare e a fare sempre quella cosa, quel cattivo odore. Ecco, vedete, sono tanti prodigi della vita di Santa Rita, che poi tutti questi prodigi servono a far crescere la nostra fede, l'unità e l'accettazione della tua malattia. Sia lodato Gesù Cristo. Perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre con